Ma Salvini deve far casino perché sennò, poveretto, lì da solo al governo. Il Premier, bene o male, nasce da una squadra 5 Stelle. I ministri far vedere che fa rumore sinceramente di un tema, parliamoci chiaro. Oggi l'immigrazione sono 80.000 arrivi, no, che 80? 40.000 arrivi da inizio dell'anno, 120.000 l'anno scorso, siamo un paese di 66 milioni di persone per 300 milioni di persone in Europa. Il problema dell'Italia vedo che non sono più la mafia, la corruzione, la politica corrotta, le infrastrutture che non partono, i tribunali che non funzionano, le liste lunghe negli ospedali, l'istruzione che ha dei problemi, le pensioni che non arrivano, le pensioni d'oro, i costi della politica, ma il tema sono queste persone qua. Fermiamoci tutti perché dobbiamo bloccare 4 barche. È un cortocircuito mediatico? No, si chiamano fumogeni. Si chiamano fumogeni e la gente... Di un governo giallo-verde però. Ma di un governo giallo-verde che a me non interessa, perché se uno dice... Mi scusate, se uno dice una boiata, dice una boiata che può essere mio fratello come può essere chiunque altro. Cioè ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo bloccato il paese, scusate, per 4 barche. Ma siamo seri? Ma però è un segnale forte. Ma chi se ne frega, scusate, del segnale forte? Il segnale forte è ridurre le tasse alle imprese, far ripartire il lavoro, tenere qua i ragazzi che possono andare all'estero, hanno voglia di impegnarsi sul territorio. Questi sono i segnali forti, andare a requisire tutti i terreni alla mafia e ridarli indietro alle persone. Questo è un segnale forte. Ma scusi, ma di 400 persone, di 400 persone che scendono a Valencia, piuttosto che scendere, anzi, perché ricordiamo, quelli dell'Aquarius erano 600 a bordo, 400 sono scesi in Italia, 200 sono scesi a Valencia, e sembra invece, cavolo, che hanno fermato praticamente l'orda barbara alle porte. Allora, se vogliamo parlare che non avevamo mai visto forse fino ad adesso, per questo insomma no, c'erano trattative, sì, senz'altro la diminuzione degli arrivi, ma però... il paese si ferma per 200 persone, cioè il paese si ferma per 200 persone, ma è 1,5 milioni di partite IVA? Per quelle non si è mai fermato nessuno, per 250.000 risparmiatori della Banca Popolare di Vicenza che sono rimasti della Popolare di Vicenza di Veneto Banca, nessuno si è mai mosso, cioè, caspita, sono questi i temi del nostro paese. Poi io lo capisco, fa molta scena, oggi va molto sui social, ci facciamo i titoli delle trasmissioni e ci sta tutto, ma non veniamoci a raccontare che oggi questo è quello che sposterà l'economia del paese. No, non sposta l'economia, questa non è l'emergenza, giusto? Ho inteso? Ma non è un'emergenza reale, non sono temi reali. Sono 5 miliardi di euro che impegniamo? Sì. Ok, quanti sono il debito che hanno fatto le 2 banche popolari venete? 14 miliardi circa. Di cosa stiamo parlando? E sono solo 2 banche. E si sono saltate 10 di popolare. Ma di cosa stiamo parlando?